Oltre 220 kg di cocaina sono stati sequestrati nel porto di Gioia Tauro all'interno di 2 container provenienti dal Sud America. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria e dal GICO di Reggio Calabria, coadiuvati da quelli di Gioia Tauro in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane. Con quello di oggi, i sequestri di cocaina effettuati dalla Guardia di Finanza di Reggio dal 1 gennaio 2009 salgono a 700 kg, mentre sono state 114 nello stesso periodo le persone arrestate per traffico di droga. 2 agguati sono stati compiuti nella tarda serata di ieri in provincia di Vibo Valentia. In uno dei 2, nella frazione Vena di Ionadi, è stato ferito ad una gamba un imprenditore, Domenico Bono, 41 anni, mentre l'obiettivo dell'altro agguato, all'Imbadi, un pensionato di 72, PP, che è rimasto illeso. I 2 agguati sarebbero da collegare a vendette per contrasti di natura personale. È stato depositato presso l'ufficio elettorale del comune di Catanzaro dal candidato Michele Traversa il contrassegno della lista Traversa Sindaco, che correrà accanto a quella ufficiale del PDL alle prossime elezioni comunali del 15 e 16 maggio. Sfondo azzurro per la parte superiore del contrassegno, la parte inferiore riporta invece il disegno stilizzato di un ponte con i colori della città, il giallo e il rosso, e un inserto verde che vuole richiamare, come ha spiegato lo stesso Traversa, il parco della biodiversità. È stato presentato anche a Crotone il libro di Antonello Caporale, Peccatori, gli italiani nei 10 comandamenti. L'appuntamento si è svolto nella libreria Cerrelli, da sempre luogo per appuntamenti culturali di spicco in città. Secondo lo stesso autore, noto giornalista di Repubblica, il libro tratta della fenomenologia della bugia, quando la verità è una malattia. La bugia accompagna la nostra vita. Presentato dal presidente della provincia di Catanzaro il progetto Il Rugby a Scuola, realizzato in collaborazione con la società Vituli Rugby Club ASD, la Federazione Italiana Rugby e l'Ufficio Scolastico Regionale. Il rugby, ha detto Vandaferro, è una disciplina che esalta il valore del gruppo, della lealtà, della competizione sana, della solidarietà e dello spirito di sacrificio. È uno sport pulito e improntato al rispetto delle regole, per questo ha una grande valenza educativa per i nostri ragazzi. L'11ª giornata di ritorno del campionato di Serie B Win si è aperta ieri sera con l'1-1 nel derby tra Sassuolo e Modena. Oggi alle 15 tocca al Crotone sfidare il Siena di Antonio Conte allo Scida. I bianconeri occupano la seconda posizione, ma i rossoblù vogliono uscire dalle zone calde della classifica e non faranno sconti. La 32ª giornata si completerà lunedì sera con il posticipo in programma allo stadio Castellani di Empoli. I toscani di Aglietti ricevono la Regina di Azzori. Gli Amaranto sono all'inseguimento delle prime posizioni, mentre l'Empoli è deciso a tenere a distanza la parte bassa della graduatoria.